Buonasera, alle principali notizie. L'elisoccorso in Sicilia è da 12 anni in mano allo stesso operatore. L'autorità nazionale anticorruzione boccia le gare della regione siciliana e contesta la violazione del codice degli appalti. A Paternò, il giorno dopo, la rabbia dei cittadini del comune catanese sciolto per infiltrazioni mafiose, in arrivo i commissari. Terremoto giudiziario sulla Liberty Lines, sequestrati 100 milioni di euro, inchiesta della Procura di Trapani, 48 gli indagati, tra questi anche i parenti degli armatori Morace. Caro voli, prorogato al 28 febbraio il bonus della regione per sconti diretti ai siciliani che voleranno da e per la Sicilia anche sotto le feste. Palermo, furto con spaccata al negozio Gucci in via Libertà, il colpo da 40.000 euro, rubate borse e accessori di lusso. Vi portiamo a Piano del Vescovo sull'Etna per fare una passeggiata tra i boschi in questa stagione. Calcio, emergenza difesa nel Catania, Auto Pieraccini, Irardi e Quaini, domenica contro il Latina potrebbe toccare ad Allegretto, appuntamento con diretta stadio su Telecolor alle 14. Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani tornerà in campo a Chiavari contro l'Entella. Inzaghi confida nel ritorno al gol di Poyampalo. Buonasera, eccoci. La Sicilia, illegittime le gare per l'elisoccorso da 12 anni, è in mano all'unico operatore. L'autorità nazionale anticorruzione boccia le gare della regione. Sentiamo Emanuela Corsi. È un'altra tegola sulla regione siciliana. L'autorità nazionale anticorruzione boccia l'amministrazione regionale per carenza di professionalità e competenze e contesta la violazione del codice degli appalti e consulenze illegittime. La questione riguarda l'affidamento dell'elisoccorso che da 12 anni in Sicilia è in mano ad un unico operatore. Il servizio del valore di 1,8 milioni di euro al mese era stato aggiudicato nel 2013 alla Iner Aviation, poi diventata Babcock e oggi Avincis Aviation Italia. Dal 2021, scaduto il contratto, la Regione ha continuato a prorogare l'affidamento anno dopo anno. Come scrive il quotidiano Repubblica Palermo, quest'anno la stazione appaltante, cioè il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute retto da Salvatore Iacolino, ha avviato 2 bandi. Uno che riguarda Caltanissetta e Catania riceve un'offerta, l'altro per il servizio Palermo-Lampedusa e Messina-Pantelleria, suddiviso in 3 lotti di 109 milioni di euro per 30 mesi, invece non registra alcuna partecipazione. In attesa di un nuovo bando, la Regione avvia una gara ponte da 33 milioni di euro per la durata di 8 mesi, invitando a partecipare soltanto la Avincis Aviation Italia. Il 21 luglio scorso l'ANAC chiede alla Regione la documentazione degli ultimi 12 anni. Nello stesso giorno il responsabile unico del procedimento, Emanuele Di Paola, sospende le procedure aperte ma va avanti con la proroga per Avincis. Ora ANAC rileva gravi profili di illegittimità e suggerisce un'eventuale aggregazione della committenza con altre regioni attraverso l'adesione a convenzioni attive. La Regione ha 2 mesi di tempo per mettersi in regola. Adesso a Paternò nel Catanese la notizia del giorno per i cittadini è lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune. Il provvedimento arriva dopo la relazione della commissione disposta l'anno scorso dall'allora prefetto Librizzi. Adelaide Barbagallo. È una cosa che dispiace, a chi è paternese penso che dispiace. Non c'è niente più da fare in questo paese, si è rovinato, basta più. La notizia dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Paternò viene vissuta dai cittadini con amarezza, frustrazione, rabbia. Lo scioglimento è stato disposto dopo la relazione commissione di accesso antimafia nominata dall'allora prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, scattato in seguito all'operazione antimafia Atena dello scorso anno che ha coinvolto il sindaco Nino Naso, l'ex assessore Turicomis e l'amministratore Pietro Cirino, indagati e oggi imputati per il reato di voto di scambio politico mafioso per le comunali del 2022, assieme agli esponenti della criminalità organizzata Vincenzo Morabito, presunto reggente, uomo legato ai Laudani di Catania, e al presunto affiliato Natale Benvenga. Ma io ovviamente mi vergogno per loro, non mi vergogno in quanto cittadino, però se io fossi nei loro panni mi vergognerei veramente tanto. Ma dico, perché non se ne andava prima sto cristiano che capisce abbandonare un paese intero? Nino Naso, che si è allontanato per alcuni giorni da Paternò, affida una nota il suo commento, parla di momento doloroso e di amarezza, sostiene di non aver avuto e non avere legami con la mafia o ambienti malavitosi.
La gestione del comune, per la durata di 18 mesi, rinnovabili per altri 6, viene affidata adesso a una commissione straordinaria. Paternò è il quinto comune della provincia etnea ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose negli ultimi 2 anni. Gli altri sono Castiglione di Sicilia, Palagonia, Randazzo, Tremestieri etneo. Adesso l'inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines, la compagnia di navigazione che non avrebbe comunicato alla Regione avaria i mezzi, incassando però i finanziamenti. Tra gli indagati anche i parenti degli armatori Morace, sequestro da oltre 100 milioni di euro. Laura Spanò. Compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP di Trapani e Massimo Corleo le 9 persone per le quali la Procura ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari nell'ambito della maxi inchiesta che vede coinvolta la compagnia di navigazione Liberty Lines che opera nei trasporti veloci sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori. Sono manager, amministratori e ufficiali della Capitaneria di Porto indagati a vario titolo per i reati di corruzione, falso, frode nelle pubbliche forniture, rivelazione di segreti d'ufficio, attentato alla sicurezza della navigazione. Gli indagati sono 48, comprese 2 società di navigazione. Oltre alla Liberty Lines anche la SNS, società realizzata dagli armatori Morace e Franza per acquisire dalla Regione la dismessa compagnia Siremar. Il nome di Franza però non compare tra gli indagati. Compariranno dinanzi al GIP lunedì Alessandro Forino, Anna Alba, Giancarlo Licari, Ferdinando Morace e il sottufficiale della Capitaneria di Porto Elio Maniglia. Martedì sarà la volta di Marco Dalla Vecchia, Gennaro Cotella, Gianluca Morace e Nunzio Formica, tutti della Liberty Lines. L'indagine della finanza, coordinata dalla Procura, è scattata nel 2019 ed è arrivata sul tavolo del GIP nel dicembre 2024. Un faldone di 4.000 pagine. L'invito a comparire invece è dello scorso 14 novembre. Ancora una volta, dietro i collegamenti veloci navali tra la Sicilia e le isole minori, emerge così uno scenario fatto di gravissime complicità. Obiettivo: lucrare il più possibile sui fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Dalla Procura di Trapani fanno sapere che l'inchiesta e l'esecuzione dei sequestri non ferma l'attività di navigazione indispensabile per garantire i collegamenti tra le isole minori e i porti della Sicilia. È stato per questo nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 2 dottori commercialisti e un avvocato. La società italo-belga replica l'antimafia regionale che chiede a Schifani la revoca delle concessioni a Mondello. Dal canto suo il governatore ha mandato i suoi uffici a passare al setaccio. Sentiamo Maglio Viola. Passare al setaccio tutti i subappalti e le assegnazioni di lavori a terzi da parte dei concessionari demaniali, ma in generale da parte di chi ha a che fare con la regione. È l'idea che serpeggia in amministrazione regionale con il presidente Schifani, che ha dato mandato ai suoi uffici di avviare una verifica puntuale, in realtà in parte già avviata dall'assessore Savarino. Non sarà una cosa né facile né breve, ma è l'unica da fare per garantire trasparenza. Intanto, a poche ore dall'invito della Commissione regionale antimafia alla regione perché revochi la concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga, la società replica a muso duro. Gli affidamenti alla GM, che sono nell'occhio del ciclone, erano stati comunicati, dice la italo-belga. Si tratta di affidamenti di opere e non di trasferimento di concessione. La tipologia di affidamento non è fra quelle per le quali è necessaria la certificazione antimafia. Per legge, la stessa GM era in possesso comunque di tali certificazioni, visto che la prefettura ha emesso procedura di interdittiva solo qualche giorno fa. Da Roma a Palermo però è un continuo assalto alla diligenza. Da Lavardera a Calenda si plaude alla commissione antimafia, anche se la relazione non è ancora stata depositata. Quando arriverà, Schifani promette di analizzarla con attenzione e comunque di trasmetterla all'ufficio legislativo e legale, l'unico che può dare indicazioni su eventuali provvedimenti amministrativi. Ci occupiamo adesso del caro voli perché è stato prorogato al 28 di febbraio il bonus della Regione per sconti diretti ai siciliani che voleranno da e per la Sicilia anche sotto le feste. Sentiamo Orazio Longo. È stato firmato il decreto del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con cui viene esteso il periodo di validità per il riconoscimento dei contributi cosiddetti del caro voli erogati ai siciliani per ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità. Per cercare di contrastare quella sorta di esilio forzato che si ripete ogni anno, i siciliani fino al 28 febbraio potranno contare sul bonus della regione, che prevede uno sconto per l'acquisto dei biglietti aerei per i residenti che viaggiano da o per l'isola, anche proprio in vista delle festività natalizie. In pochi giorni
le piattaforme di prenotazione delle compagnie ITA e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Arico. Secondo i dati diffusi dall'assessorato, alla fine di ottobre 2025 oltre 1.300.000 sono state le richieste di rimborso sulla piattaforma Sicilia Pay. Nel solo 2025 oltre 600.000 viaggiatori hanno beneficiato dell'iniziativa della regione. Il contributo prevede uno sconto del 25% del prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia, che arriva al 50% per le categorie prioritarie con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro. Ma nonostante il bonus a preoccupare i sindacati e le associazioni di categoria è l'intollerabile rialzo del costo dei biglietti, che può comunque rendere la misura meno incisiva di quanto voglia essere il numero di voli a disposizione. Per la CISL occorre una soluzione strutturale in attuazione della continuità territoriale. Colpo da Gucci in via Libertà a Palermo, rubata merce per 40.000 euro. I ladri hanno sfondato la vetrina della boutique riuscendo a portare via borse e accessori. Marco Gullà. Torna in azione la banda della spaccata e stavolta poco prima dell'alba ha preso di mira le vetrine della Maison Gucci in via Libertà, pieno centro di Palermo. Saccheggiato il negozio, i ladri hanno rubato merce e borse per circa 40.000 euro. Per farlo, intorno alle 5:30, si sono scagliati con una macchina contro le vetrine andate in frantumi dopo un paio di tentativi. Il rumore non sarebbe passato inosservato, è scattato pure l'allarme, ma la banda, composta da almeno 3 persone, nel frattempo si è dileguata. Sul posto le volanti della polizia e gli investigatori della polizia scientifica. La zona antistante alla boutique è stata trincerata con il nastro bianco-rosso e gli investigatori hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Sul posto anche il personale della scientifica, che ha analizzato la scena del crimine e sequestrato il paraurti della macchina rimasto sul marciapiedi davanti al negozio. L'ultimo furto tentato dai ladri da Gucci risale al 2023, il giorno dopo un assalto da Louis Vuitton, ma in quell'occasione i ladri riuscirono a mandare in frantumi la vetrina senza però accedere al negozio. Era andato invece a segno il colpo del 2018, quando i ladri usarono una lancia per buttare giù l'ingresso della boutique. Arrestato in Albania il 43enne Elvis Ziu, considerato il principale tramite tra la mafia di Gela e i canali della droga del nord Italia. La cattura ha svelato un traffico internazionale tra Sicilia, Lombardia e Balcani. Gerri Italia. È finita in un villaggio dell'Albania centrale la fuga di Elvis Ziu, 43 anni, ricercato internazionale e ritenuto dagli investigatori il fornitore di droga del clan mafioso dei Rinzivillo. A fermarlo, dopo settimane di pedinamenti e scambi informativi, una squadra mista di polizia italiana e albanese, coordinata dallo SCIP, dal nucleo investigativo dei carabinieri di Caltanissetta e dalla forza operazione speciale albanese. Su Ziu gravava una red notice dell'Interpol emessa dalla DDA di Caltanissetta: traffico di stupefacenti, detenzioni di armi e l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra. Un profilo considerato altamente pericoloso al centro di una rete che univa Lombardia, Sicilia e Balcani. Il suo arresto si inserisce nell'operazione The Wall, la stessa che nel settembre scorso aveva portato a 15 arresti. Un mosaico investigativo che ricostruisce un'organizzazione guidata, secondo gli inquirenti, dall'avvocato sospeso Grazio Ferrara, con base nel bar dei Muretti a Macchitella, un vero quartier generale per incontri, scambi e accordi. Accanto a lui figure come Giovanni Rinzivillo e Rocco Grillo, capaci di mantenere contatti anche dal carcere, ed è proprio qui che si inseriva Ziu, il tramite per far arrivare in Sicilia cocaina e hashish acquistati nel nord Italia. La cattura da Sturkas chiude un nodo cruciale della rete, una struttura criminale, dicono gli investigatori, ormai pienamente transnazionale e che solo la cooperazione internazionale è riuscita stavolta a fermare. Una breve pausa, poi vi portiamo sull'Etna per fare una passeggiata fra i boschi in questa stagione. Alla scoperta del foliage sull'Etna e suggestivi scenari offerti dai colori dei boschi in autunno. Lorena Dolci. Le foglie danzano nel silenzio blu, un sussurro lieve, un battito di più. La luna. Un mosaico di colori, paesaggi che sembrano dipinti. L'autunno è un'opera d'arte che si rinnova ogni anno, quando le foglie si tingono di bruni, rossi, arancio, una fiammata di colore prima dell'inverno. Lo chiamano foliage e nel mondo è diventata un'attrazione.
Scenari d'autunno che si possono ammirare anche a pochi passi da casa nostra. Una giornata di pioggia sull'Etna, a Piano del Vescovo. Siamo in un bosco di faggi splendido, bellissimo, dove i colori esprimono il massimo della natura, dove è il momento della chiusura di un ciclo che è partito già in primavera e in questo momento si chiude con questi colori molto caldi, dove si varia dall'arancione al giallo al rosso. Il cuore ascolta il suo stesso tormento. Non c'è un giorno preciso, dipende dal clima. Sul vulcano lo spettacolo è già iniziato. Il castagno, c'è qualche acero, c'è qualche pioppo tremolo che in questo periodo arricchiscono questo luogo appunto con i loro colori nel momento in cui perdono le foglie. Un paesaggio incantato dove, come nelle favole, tutto è possibile. L'imprenditore Oscar Farinetti ritorna in Sicilia in veste di scrittore per presentare il suo primo romanzo, La regola del silenzio. Sentiamo Desirée Ferlito. Oscar Farinetti ha scelto Acireale per presentare il suo primo romanzo, La regola del silenzio. Imprenditore di grande talento, autore di numerosi libri e saggi, Farinetti approda alla narrativa e confessa ai suoi lettori accesi. Chi è presuntuoso come me o altri che pensano che scrivere la propria morale possa essere un bene anche per altri. Scrivere in un saggio è più semplice, è più diretto, metterla dentro un romanzo è un po' più complicato. Infatti ci ho messo 5 anni a scrivere questo romanzo. Un legame particolare quello dell'imprenditore con la Sicilia, dove torna tutte le volte che può. Sì, vengo sempre volentieri a presentare i miei libri qua in Sicilia, c'è un bel pubblico, è una delle regioni dove vendo più libri. Scandito in 3 tempi, La regola del silenzio si legge come un thriller, ma è anche una grande storia sul coraggio e la tenacia necessari per dare vita a una grande impresa. Al centro della scena un protagonista straordinario che, segnato da un trauma, sceglie di non parlare e che, guidato dalla saggezza dei grandi scrittori di ogni tempo, trasforma la nostalgia di un passato che non può tornare in una nuova energia per dare vita a un tempo tutto nuovo. Siamo contenti che abbia scelto Acireale, oltre che Palermo, per presentare il suo libro. E Acireale si conferma una meta accattivante. Lo ospitiamo in questa accademia zelandea che è un posto bello, un posto anche accogliente dal punto di vista culturale. Cerchiamo di fare anche noi bella figura, perché il nostro nome viene poi esportato fuori dai nostri confini proprio dai personaggi importanti che ci vengono a trovare. La presentazione della regola del silenzio rientra nel programma di eventi culturali promossi dalla città, dalla regione e dall'Accademia, con l'obiettivo di offrire occasioni importanti di confronto e stimolo per tutta la comunità. Una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio e gli impegni che attendono Catania e Palermo. Eccoci al calcio, emergenza difesa per il Catania in vista della partita di domenica contro il Latina. Per Toscano 48 ore di tempo per capire su chi potrà contare. Francesco Triolo. Domani in conferenza stampa Mimmo Toscano potrà avere il quadro più chiaro, ma quella che si preannuncia in vista della partita di domenica al Massimino contro il Latina per i rossazzurri è un'autentica emergenza in difesa. Il tecnico si ritrova a corto di uomini, soprattutto appunto nel reparto arretrato che è già privo di Gherardi, che deve scontare ancora 2 giornate di squalifica, deve fare i conti anche con l'infortunio di Pieraccini, fermo come accertato dagli esami strumentali per una lesione distrattiva del flessore della coscia destra. A questo aggiungiamo anche la squalifica di Quaini, che in passato è stato impiegato anche in difesa e poteva essere una soluzione, oltre all'infortunato di lungo corso Martic. Ecco quindi che l'allenatore rossazzurro ha ben poco da immaginare e dovrebbe dare fiducia ad Allegretto, sinora utilizzato con il contagocce, solo 3 presenze da subentrante per appena 32 minuti di gioco, che è l'unico difensore di ruolo rimasto a disposizione, mancino da adattare a destra nella linea 3 con Di Gennaro e Celli. Le alternative sono l'impiego da braccetto di Casasola con Lunetta sulla corsia esterna o l'abbassamento di Corbari, già destinato a rimpiazzare Quaini in mediana, con Jimenez a centrocampo. E da valutare c'è anche la condizione di Donnarumma, che potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte. Insomma, 48 ore di tempo per pensarci, per capire soprattutto chi Toscano può avere a disposizione.
Per la Serie B, vigilia di campionato per il Palermo, che domani tornerà in campo a Chiavari contro l'Entella. Inzaghi confida nel ritorno al gol di Poyampalo. Sentiamo il servizio. Alla ricerca del gol perduto, Joel Poyampalo domani a Chiavari contro l'Entella proverà a spezzare il digiuno di reti. Il finlandese non segna da 5 gare e parallelamente al suo ramadan di gol c'è anche la crisi di risultati del Palermo. Dopo la sosta, rosanero quindi domani in trasferta contro l'Entella. Inzaghi valuta qualche novità per la sfida di domani alle 15, ma senza stravolgere l'impianto della squadra. L'allenatore è orientato a confermare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare, magari ritrovando un'impostazione più da trasferta, in linea con le caratteristiche dell'avversario e con il terreno di gioco, il sintetico. Assenze: non saranno disponibili Gyasi, Gomez e lo squalificato Ranocchia. A centrocampo Blen è il principale candidato a sostituire proprio Ranocchia. Ai suoi lati dovrebbero agire Palumbo e Segre. In attacco Brunori non ha convinto del tutto a Castellammare di Stabia e potrebbe partire dalla panchina. Chance quindi per l'Edo Aron e ovviamente Poyampalo. È la prima delle 6 gare fino alla prossima sosta di campionato, ovvero quella invernale. Il Palermo non ha più alibi. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.